Siamo in diretta. E vabbè, su. Ecco, Vabbè, e poi non ti ho avvisato. Quante parolacce che stavi a dire? Non però. possiamo Ma dire sei un cose signore. sconce, Dille mo tutto quello che stavi Tutto quello dicendo. che stavi Dai, dicendo. c'hai il coraggio. Quando ho parlato italiano, anzi tu mormone. Se fate che si forza. Ah, come parlo vero. Buona domenica! State in casa ad aspettare. Un saluto da Beirut. E tua ragazza ha preso il Fabrizio Capaccioli dal Beirut, ciao Fabri! Hai visto che sei salutato? tua madre non capisce. Continua a dirti ma non esci. E allora buongiorno e buona Santa Domenica a tutti quanti voi. Non mi sono arrivato a stanza. Piano, perciò si passa in tanto. Estrelletta la parata. Oggi abbiamo Enzo Delli, bello e grosso, E l'altro frame, Nicola Ciniero, buongiorno Nicola Ciniero, buona domenica, buona Santa Domenica. Respirate piano. Oggi viene il vescovo a Barletta. Yoshi, Oggi e domani, oggi. non fa un buon giorno che sta. Che ne me Giuseppe? Il nostro. No, mi sa che è oggi che viene. Sì, oggi. Per favore date un ruolo a Peppi di Bar che se lo merita. Facetelo fare. Buongiorno Silvana da Canosa, buongiorno. Buongiorno Andrea Di Miccoli. Ruolo quando? L'assistente. al terzino destro. No, ruolo. Ci sa chi. Ma in partenza, però che amore. È una buona giornata, è una buona domenica ai ragazzi che vanno a Otranto, il Barletta va a Che Otranto. amore però, Ma si salva, zio. Sì. di ritentare d'andare. Però. E tu che cazzo è? No, allora, quando mi fa pulire le labbra, dice che io poi dico, però in questo caso è vero che sto spogliando. Buongiorno a tutti quanti voi, De Barletta a Veste e non. A tutti quanti salutiamo. Pasqua, auguri. Alessandra Bombacino. Bombagigno, buongiorno. La ragazza di Treviso che va con un video. Ah, ciao Alessandra, buongiorno. Ci piace questo cognome, Bombacino ci piace. Hai ragione. Se mi fa fare la multa la paga Franco. Michele Lattanzio, buona giornata e buona domenica. Allora Enzo, che cos'è le parole che stavi a dire prima della diretta? Non avete più il coraggio di parlare come stavate parlando prima di andare in diretta? Dai. Carmela, buongiorno, la moglie del grande Michele Antonucci. Un saluto a Fabio Rinaldi, l'uomo Sky. L'uomo Sky, l'uomo cielo. 50% ieri era di sconto, ragazzi. Ah, è che siamo a Ballei, Ma che domenica de fiesta. Bello, mettici un po' di diretta. No, così dai. Non lo posso girare a questo. Perché questo è vecchio. Sento vibrare i campanelli. Che vi state perdendo? La madrina vuole essere salutata. Salutiamo Vicky. 1, 2, 3, ciao Vicky! Ciao Vicky. E la famosa Agila Blu del Voyage. Francesca Cini, buongiorno. Oh ragazzi, allora oggi vogliamo parlare della vostra indecenza, se me lo permettete, perché visto. Passa un po' il volume. Che c'è bella. Oh, questa canzone sta spacchi. O la musica o ascoltiamo te. Sentiamo questa, sentiamo. Cioè, questa sta diventando prima. Cos'è? L'egizione. É o ativamente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Se colocando e se joga pra gente. Ma lo rispondiamo Eu falei con assim pra Magari, ela. Magari.
Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum. Come si chiama col cantante? Treme o bumbum tam 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 autenticamente falando, vai pro Quirico, vem, mas tá tipo com Entra anche tutto dentro. Un saluto al grande Samuele, al grande corridore, al grande maratoneta, al grande barman. É flota envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, as novinhas ali, hein? Allora ragazzi, Ficam volevo agora farvi e se vedere jogam i pra bagni gente. chimici. Eu falei assim pra È ela. un big, scherzo. Devo venire a farmi un così a web Vai, tutta vai com o musica da bumbum tam tam, lei. vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o Guardate che tam belle, tam, che vem belle, desce o bumbum guardate che tam belle tam, moto la vai domenica mexe o bumbum a tam tam, sfrecciare, vem vedete che desce o bellissime bumbum, moto. vai com o bumbum, vem com o bumbum. Sì, d'accordissimo, ma da tanto tempo. Lo sentiamo, quello Saviati, Volevo far capire a tutti quelli che amano la movida, dobbiamo pensare pure anche a chi ama la vita. Movida, la vita è di non lasciare strascichi del loro percorso stordiente. No, perché ieri mattina abbiamo trovato un bel complimento vicino a casa mia, una vomitata ma proprio sul portone, cioè. Vabbè, è frutto di esagerazione a di bere. tenere il gomito alto. Ma comunque lo sai che tutti questi ragazzi non vanno più in palestra perché fanno sollevamento peso di bicchieri colmi di ghiaccio? Sì. Riescono a tenersi Sì, in forma. fanno allenamento così, lo sai? Oh, ieri questa strada la fecero vedere a Sereno variabile. che qua mi dice che Fate due puntate, eh? Sì, oh, ma bello, bellissimo, bello è stato bello. Che cos'è? Ieri pomeriggio? Sì, alle 17.05 hanno parlato della BT, che non si dice BAT. Leonetti, che dice Leonetti? Ciao, saluta per favore i miei due bambini. Bianca e Davide. Che Ciao sono Bianca e Davide, che ci mancherebbe. Ciao Bianca, ciao Davide, buona giornata e buona Santa Domenica. Questa è un video per aspettare il vescovo. Non lo so se oggi arriva il Sì, vescovo. mi sa che sì, che deve venire anche qui alla prefettura. Sì, oggi, ma oggi pomeriggio. Questo nuovo Zio Le. Ma come si chiama? Non so neanche come si Allora, chiama. è del nord. No, è di Roma, è di Sora, Sora, sì, però mi sa di Sora. Comunque non è che... L'importante è che abbiamo un buon... bravo, un buon discepolo, un buon... Sinceramente di Picchiarri ho dei ricordi pazzeschi. Che una volta ho fatto una festa, sai, c'era un ragazzo che diventava prete, non so come si dice in termine... E Picchiarri era ospite e si mise a suonare il pianoforte e tutti i preti a fare il trenino. Era bellissimo. È passato contro loro. No, avevano pagato il biglietto. E gli amici dello shopping lo sapevano. Un treno facendo fake. Bella questa, mi piace. Comunque ragazzi, signor Francesco, 2 minuti di serietà, a chi li vuoi dedicare? E cosa facciamo di serietà? Adesso stanno a fare le squadre, chiaro, gli hanno mescati il curry. Devi sapere che c'è questa rubrica nel Buongiorno nostro. Domani ci saranno le ufficialità. Beh, io dico la mia, cioè al di là delle persone, dei partiti, di tutto quanto, riusciremo 100.000 abitanti a mandare qualche ion di musica? Bravo. E non... Anche se sono gialli a strisce, hanno la pelle a pois. Bravissimo. Ma io Barletta merita di avere un rappresentante.
Ma Perché- pure sa dove? ma perché sa questo? Perché Andria, i vicini nostri di Andria hanno sempre tenuto qualcuno e le risposte le hanno avute perché I frutti si vedono. i frutti ma io dico anche se, scusate se vado sul volgare, anche se una persona ce l'abbiamo sulle scatole, cerchiamo di pensare alla nostra città, al bene che può avere. Quando Non abbiamo facciamo che sul più bello poi ci tiriamo indietro. No, anche perché succede spesso. a sto Roma fatto. non ci abbiamo nessuno da quando? Ma non si capisce. Quando andò, come si chiama, il senatore Dante Cioce e l'altro come si chiama? Il fascista come si chiama? Gissi. Non seguo la politica, anche perché se sta uno là, almeno sappiamo andomani a domani. Questo è il problema. Dobbiamo essere rappresentati. Marketing territoriale, ragazzi, marketing territoriale. A gente va sapendo ste barlette. Che a me so per la cartena Bravo. Qui salutiamo Baibettola. Non è che tutti da potranno Baluigi. non è che tutti potranno conoscere le Lurus. Infatti. Scusa. No, sono d'accordo. E poi, prima di allargarci, Dice Gissi e Di Paola, anche Di Paola era. Sì, Di Ah Paola, sì, sì, è vero. sì. Senatore Di Paola. Piccuzzi, vai. Stai a dire, dicevo, prima di allargarci, prima di arrivare a Roma, passiamo prima da Barletta stessa, ok? E tu sapevi, Lello Rosso, il sindaco, stiamo cercando No, perché il io fotografo, sono Enzo Delli, curioso. assessore Cacchi. Dai, France, noi non ci teniamo a ste cose al momento. Per le prossime elezioni, adesso siamo ancora un frutto, c'è ancora il semino del frutto. Siamo acerbi, dobbiamo crescere. Quanto si sa bene, Enzo Delli. Non Dobbiamo si- crescere, questo non entra in da me che ne fotografia. A che si dove si va? Ma che Buongiorno, siete Costanza, siete buongiorno. due bastardi, però. Lei lo potevi dirmi che avevamo come buongiorno questi due elementi, eh? Per favore, il fotografo è uno che porta la fascia elastica, perché a lei la fascia da sindaco, un po' ci vuole la fascia Ah, com'è? Crescere figli, il cresci. cappello No, niente. di perché cominciare a capire quali sono i progetti, perché ad esempio qui nel centro storico, sì è vero un tempo si dormiva, ma adesso si è troppo svegli, cioè non c'è una compensazione, non c'è una via di mezzo, perché gente che si ubriaca, si stordisce, che magari viene da altri posti e si permette di pisciare nelle vie del centro storico in orari non inoltrati. Infatti. Cioè, ma signori, ma voi ragazzi che cosa pensate? Che il centro storico è la pattumiera della città? Il centro storico va vissuto in silenzio, con garbo, e ci vai da stordire, fatelo altrove, perché poi lo stordimento porta a conseguenze. Tipo abbiamo trovato gente che faceva i bisogni nelle strade, ma stiamo scherzando, vomita nelle strade. Non è uno spettacolo bello da Però, zio, vedersi. il problema qual è? Che i progetti si possono fare, ma devi mettere le persone giuste. E Perché poi, proprio le persone. detto proprio Papà. stamattina da una persona saggia, che la persona la mamma di Lello ha detto: ma non garbanire ne anzavati no centro storico. Ma ragazzi, ma che stiamo scherzando? Se succede una rissa, No, Enzo, speriamo quando- non quando- accada mai, Enzo, ma quando- se succede una rissa non si accende a rivolge. Enzo, quando ci stiamo a parlare? Enzo, quando passano i carabinieri, i friscono poi. Hai capito, caro Enzo? È quello No, ma io proprio- direi proprio i carabinieri a piedi, Lello. Proprio a piedi, passeggiare davanti e indietro. Non ci sono controlli, dice Michele Palmitessa. Oh, ma mi ha io, Franco. È la roba da E quindi per fare questi bei progetti, Enzo Delli, ci vogliono le persone. Giusto. Per favore, basta le persone, le minestre riscaldate. No, ma io vedo, ma comunque ragazzi, al di là di tutto, no? Perché non stiamo scherzando, parlando seriamente. Quindi quando andate a votare, prima chiedete, c'è cosa fai? E c'è cosa vuoi C'è cosa vuoi fare? E ce n'era Quali una sono i lì. tuoi intenti? E i cigari E guardateli negli occhi, perché si capisce da 1 chilometro di distanza se uno dice il vero o dice le bugie, I solo fake. di convenienza. Guardateli bene negli occhi Sono d'accordo. e annotatevi tutto. Va bene Enzo Delli. No, raga, No, è così, è così, è vai. così.
tutti col taccuino in mano, cacciaparma pure a scratch. Ah, No, perché qua la prima cosa che bisogna fare è amare la nostra città, che noi non l'amiamo. È il discorso fila che è una bellezza. Perché se noi a priori non mettiamo che dobbiamo amare la nostra città, non capisciamo niente. No? ecco, dice Michele Palmitesa, ci vorrebbero i carabinieri a cavallo. No, Michele, no, quelli fanno a Cavede è caduto Feramusco. non ci sono le condizioni di poter camminare a cavallo nel centro storico e in città. No, ma io dico, come dice Franco, che chiedere a questi, quando ne sono 32, che cosa avete fatto in questi 5 anni? Ritieni, io quello la domanda, ritieni di essere riconfermato? Punto. No, o hai così tanta sfrontatezza a ricandidarti? Io quello è sto diverso, dicendo, io- Corbett. Ha coscienzato Atinafec, Ma no, abbiamo fatto le leggi. il problema è anche un altro. Bisogna smettere di sentirsi obbligati di votare i parenti, i cugini. Ragazzi, questa è la nuova sede. Non mi puoi interrompere. Scusami, Dai, però, dai, però la sede, il sede. vero politico continua a parlare. Vai, Bravo. Ci sa vai. politica. A destra, oh. Questo non l'hai visto proprio, tanto bravo. Dicevo, ci saranno mille liste imbottite di gente che non fa altro che raccattare i voti della famiglia. Allora chiedetevi Cugini, a zii. cosa serviranno questi voti, a chi serviranno questi voti, se no le cose non le cambieremo mai. Sono le mila liste che fanno tutte le volte. Un zio, un parente, un zio. Ma il problema, cioè si comincia a fare le pulizie, tanto stanno 100 giorni ancora. Ma fai pulizie, le minestre riscaldate? No, state a casa. Poi, cari aspiranti governanti, metteteci veramente il cuore, perché da un lato volete un incarico, dall'altro lato bisogna governare la città. In mezzo a queste due cose c'è la coscienza, è importante la coscienza, che quando vi guardate allo specchio dovete essere fieri di aprire gli occhi e di dire io valgo, io sono fiero di me, che sia la cosa che deve scatenarsi. Ma il problema è proprio quello che noi, chi va, cioè che noi mandiamo alle persone che vanno e non fanno il proprio dovere, cioè pensano Ecco, più. giustamente dice 50 euro li spendi Ma sti in un 50 giorno, euro li esco fuori, spendi in un bugie che gli danno sti giorno. 50 euro. Sa finta, Ciao ragazzi, vi voglio bene a tutti quanti. Lello, Francesco, vuoi salutare il libanese per la seconda volta? Ciao Fabrizio da Beirut, stai lavorando, porta la pagnotta a casa che i bambini hanno bisogno. Ciao. Bellissimo, bellissimo. Ciao ragazzi! Ciao, Ciao, Frank. buona domenica. Beh ragazzi, io quasi avrei pensato anche di non salutare noi, no? O voi andiamo a fare anche un altro piccolo giretto? Ad esempio, Lello, Alfredo! 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 sempre con queste beghe calcine. E vabbè dai, perché che Alfredo mi ha provocato stamattina. dicevo, lì hanno piazzato, ma soltanto nei pressi del ex non Hotel lo so, Artù, non hanno lo so piazzato se, i bagni non lo so chimici. non so se è una cosa Provvisoria? No, non so se è una cosa provvisoria o divulgata in vari posti della città, magari li hanno Perché messi. poi a livello di bagni pubblici abbiamo quello vicino alla Questo qua. stazione, che è questo, poi abbiamo quello vicino alla villa comunale, Sì, nel castello. Mancano che poi i sono servizi. bagni pubblici ad orario, nel senso che a una certa ora poi chiudono. Beh, purtroppo non è che potreste avere questo No, 24 su se li 24 lasci- no, però se si può dilatare leggermente di più l'orario di apertura sarebbe un bene per tutti quanti. Cioè gli straordinari non si fanno solo in fabbrica, si fanno ovunque secondo me. Già la città si sta iniziando a riempire
un riempimento di persone, che è bello la domenica, chi trova l'amico, che purtroppo dal lunedì al sabato c'è molta gente che lavora e c'è solo la domenica per trovarsi con qualche amico, ed è bello. Per quanto riguarda i bagni, Enzo, i bagni non so, io non so, non mi permetto di dire che ce ne sono altri perché non lo so. Quindi Francesco, allora dobbiamo cominciare a eliminare quel cancro Il problema è il che voto è di insito. parentela, non esiste, non posso dire di no, perché poi perdiamo tutto il diritto di lamentarci. Chiediamoci che possibilità ha di fare qualcosa per noi, quel voto e quella persona, perché se fa parte banalmente di un meccanismo Voluto apposta, diventa una ragnatela, ecco, per i voti, ma niente di più. sì, quasi quasi a disarmarti e a renderti impotente a dover reagire. Esatto. Sì, insomma è un trucco. Bisogna reagire ai parenti che ti chiedono il voto per fare da riempilista. Ecco, salutiamo il nostro amico Andrea, fallo passare. Siamo in diretta, ciao Andrea, ciao Sara! Ecco la canzone. Questa canzone mi piace a Palmitessa, a Vicky, a Alessandra, a tante. Per rialzarti se tu sei qua, ti sentivo, perché la forza te la dà lei. Grazie Valletta, anche se non conosciamo, ci prendiamo per la mano, uniti dalla lealtà. Forza Valletta, 100.000 voci in coro in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. Mi stupirai durante il sabato di notti insonni, vivrai nebbia, fiumi di moda tra sorrisi e sogni, come in TV. Per un momento cambia la realtà, ti senti grande come il cuore della tua città. Grazie Valletta, anche se non ci conosciamo, ci prendiamo per la mano, uniti dalla lealtà. Allora Franco, saluti pure tu. Certo. Buona domenica a tutti, come sempre è un piacere fare il buongiorno con voi. Buon ritorno a Roma, so che parti. E sono sempre presente comunque, ciao! Lo so, un bacione, ciao Franco, grazie. Ciao Ciccio! Anche se non ci conosciamo. E salutiamo Gnomenese Disco Servi, salutiamo il grande Luigi della pizzeria. Regalate dischi, regalate musica! Vai Bettola, Pronto Pizza via Roma, e salutiamo gli amici Mattone, Raffaele dei Pirati, tutti i nostri amici, tutti amici Caterina Impazzare, qualche dietologo, amici, per favore. E un saluto anche al nostro amicone Giacomo Centano. E ci mancherebbe. Dai. Grazie Valletta. Grazie Barletta. E Avis. Ciao a tutti, buona domenica.